Una volta per conoscere una ragazza, soprattutto quando eravamo a scuola, ci facevamo i cartoncini, ti vuoi mettere con me? E ci scrivevamo sì, no, forse. Che sul PD ci metteva forse, ci scopiavamo i rodi della macchina a sopacci. Invece oggi è tutto un amore virtuale, vi conoscete tramite Facebook e poi vi frequentate tramite WhatsApp e poi va bloccati in Instagram. Non siete leoni, la generazione di oggi non ce la fate più ad attraccare in maniera virtuale. Bare, siete sbagliati. Amo a tornare come una volta, quando ci passavano pure i pezzi in doppacuni. Bare, perché voi valete, donne, voi valete. Valete. Prego, Alessandro Cucinotta da questa sera quando potrà l'opinionista di Sbola? Buonasera, non lo so perché credo di essere carico a pallettoni. Ah beh, vuol dire che... Com'è? Tutto bene? Ragazzi, stiamo entrando nel weekend e per farvi entrare meglio nel weekend, come ospite non potevo non portare un uomo che come ultima produzione ha un pezzo che si chiama My Body, è suonato da David Guetta, Merkin Cremont, suonato da Gianluca Vacchi, e che ve lo faccio ascoltare comunque tra un attimo. E poi il suo pezzo è stato suonato anche allo stadio Meazza di Milano, San Siro, prima della partita dell'Inter. Però dico un piccolo aneddoto, prima di fare partire la musica, aspetta, lui è uno juventino sfegatato, infatti sul 2-0 dell'Inter, sul ribaltone si è spogliato. Lui è, ladies and gentlemen, C. Francesco Cacciola. Ciao Rosario! Prego, prego. Alziamo sta musica, alziamo. Scusate, ma non abbiamo la foto di Francesco Cacciola? No, perché dico per la foto? Perché lui sta preparando a gennaio, Francesco Cacciola, che lo posso dire che gli amici ti conosciamo come Ciccio Cacciola, adesso giustamente per... Allora, nella vecchiaia sono diventato Francesco. Pensa, molto più avanti diventerà il Papa, perché dopo Francesco c'è l'evoluzione dei Pokémon, è impressionante, ti ho voluto qui, Belgio, direttamente da Bucarest, sei stato a Bucarest? Sì. Che ha fatto? Che ha fatto? In vacanza. Ascoltiamolo, alza. My Body, questo è l'ultimo lavoro di Francesco Cacciola. Vedo Mary Milani che ci piace. Alessandro Cucino, Alessandro, a te di solito non ti piace nulla, ma Questa piace. Federico Fazio, tu? Molto, E tu molto che a dire, Federico? E che a dire? Sera era... Dillo, dov'era? Era di Bonaire. Di buona serata degli amici, Mark Ravi e Andrea Di Paola, che saluto con affetto, saluto pure Salvo Sapienza, saluto Francolino, saluto Bertano, siete tutti insieme una grande famiglia e dico, voglio dire, prima o poi andremo anche noi al giovedì italiano al Vibonaca, andiamo a sgumare, che c'è Cacciola No, che ci dobbiamo svolare. Ci dobbiamo svolare. Scusa. Ragazzi, quando suona Francesco Cacciola, credetemi, voi non ci crederete, ma le donne volano. Cioè, Svolano! e che cavolo! Cosa hai pensato quando l'Inter stava vincendo 2-0 col Borussia Dortmund e poi c'è stato il ribaltone, tu da Juventino? Guarda là, facciamo un primo piano su Francesco Cacciola, 3, 2, 1. Ah, dai, noi Juventini non siamo contro gli altri, noi guardiamo a casa nostra, guardiamo... Fino? Ah? Fino? Alla fine. E invece l'Inter è fino? Fino al Fino primo al primo tempo. Salutiamo anche l'amico Chicco Di Stefano che è un interista. Ciao Chicco. Mamma mia ragazzi, mamma mia, mi piacerebbe... Dai, quest'anno però sono competitivi, dai. No, mi piacerebbe fare una puntata con tutti i DJ di Catania
metterli tutto a confronto, mettere una console e fare un festival prima o poi. Sì, vabbè, il nostro regista è Sonny Spartano. No, lui lo vuole fare. Ho sentito delle produzioni di Sonny che sono fantastiche. Allora, Francesco, ti volevo presentare Mary, ti volevo presentare Alessandro. Un piacere Mary. Lui è Federico Fazio, tu lo conosci? Ci siamo conosciuti, sì. Parliamo un po' dell'ultimo lavoro che hai fatto, My Bad, come nasce, dove l'hai scritto, stavi facendo l'amore, dopo che hai finito di fare l'amore hai scritto My Bad? Sì, no. No, guarda la telecamera, di tutto che devi dire. Sì, no. No, My Body Adesso lo dice, My Bad nasce? My Body nasce perché, se tu hai sentito il ritornello, ho preso un vocal, fatto ricantare un vocal di The Michael Zucker Band. È un pezzo, un successo, si chiama Let's All Chant, un successo degli anni 70, degli anni Usendi? 70. E mi piaceva questo ritornello, l'ho fatto ricantare e l'abbiamo riproposto in chiave house molto dance. E la cosa è andata bene, anzi ringrazio l'etichetta discografica Total Freedom che mi ha dato l'opportunità di far uscire questo brano. E devo dire che poi sono arrivati dei feedback abbastanza importanti che non mi aspettavo. Ma quando un pezzo viene suonato da David Guetta, Merck Cremont, viene suonato da Gianluca Vacchi, cosa provi? Ma guarda, non è che da oggi è cambiata la mia carriera perché comunque continuo a fare il resident molto umilmente a Catania, però sono delle soddisfazioni, è un segnale che ti dice che stai lavorando nel giusto modo, nel giusto Sai percorso. com'è difficile lavorare a Catania? Io ci ho passato 21 anni della mia miserabile carriera. Prima o poi, quando si decideranno di uscire i soldi, tornerò perché. No, ma lo dico, Anche. No, lo dico perché. Anch'io, anche Sonny. Torneremo tutti. Quando si torneranno a pagare No, come quando- si deve le persone che lavorano. Io lo dico, esci di soldi! Ci vado di No, ma lo dico in maniera tranquilla, gli amici Devono organizzatori. svolare i soldi. Devono svolare, vabbè. A parte lo scherzo, no? E altri progetti in cantiere prossimamente? Sì, ci sono altri 3 dischi in uscita, alcuni dei quali sempre con la mia etichetta discografica che saluto, che si chiama Total Freedom. Saluto anche gli amici di Total Freedom. E poi, a parte i progetti discografici, c'è il progetto del festival che organizziamo ogni anno a Carnevale. E poi aspetta, c'è un festival che ha 3 anni che tu vi partecipi Sì. a Malta. Come si chiama questo festival? Si chiama Sunbreak, organizzato da MTV. Un Ho festival partecipato importante. a 3 edizioni. Sei stato in estate pure a Gallipoli. Sì, a Beh, non ti Praia fai di mancare Gallipoli. nulla. Vita sentimentale? Tutto a posto. E tu no, vita sentimentale? Beh, vuol dire Casugno. Voglio dire, no? Alessandro, Mary, scatenatevi domande di qualsiasi tipo. Qua avete Francesco Cacciola, Federico. Partiamo da Alessandro. Guarda, io voglio subito chiederti, no? Così, su due piedi è una seduta. Ma in questi anni della tua carriera, come è cambiato l'approccio del pubblico? Allora, l'approccio del pubblico è cambiato chiaramente quando inizi a fare il DJ, specialmente in una città come Catania, comunque dove c'è tanta concorrenza. Inizialmente devi farti strada quando sei ragazzino, cioè 17-18 anni, non è facile, quindi il pubblico all'inizio non ti vuole bene. Ricordiamo che tu non sei catanese, ma sei di Acireale. Di Acireale. Io approfitto delle telecamere per salutare perché ci guardano molto da Acireale. Salutiamo gli amici di Acireale. Sempre. E mi dispiace, voglio dire, scusami, mi dispiace per la vicenda, per quello che sta succedendo del Pala Art di Acireale, perché è brutto. So che tutti gli eventi di Mengoni, Coez e quant'altro sono spostati al Pala Catania. Vero. Però perché al Pala Cireale c'è stato questo. C'è una provincia, una città come Cireale che viene deturpata pure dai propri concerti. Ragazzi dell'amministrazione, svegliatevi perché a Cireale Bisogna merita, agire. forza Sì, diciamo Cireale. che non c'entra l'amministrazione. Ma io voglio dire lo stesso, forza Cireale, perché non è possibile una cosa del genere. Continuiamo, sempre, stavi sempre. rispondendo, scusami. Quindi ti stavo dicendo, Alessandro, che il pubblico inizialmente non ti percepisce, cioè come una persona che vuole bene, ma è molto scettica, specialmente perché, come si dice in siciliano, c'è il famoso proverbio fatto a nomine o cucchiti. Sempre. Quindi inizialmente non è facile inserirti, farti volere bene, farti apprezzare, anche perché non è che tu, quando tu cominci, suoni nelle parti principali di una festa, quindi inizialmente ti fanno fare la fine, ti fanno fare l'inizio, poi successivamente dimostrando un po' come i calciatori, di farti trovare pronto nel momento giusto,
cominci a farti anche apprezzare dal pubblico e poi è tutto più semplice, però bisogna sempre mantenere un profilo alto, un profilo basso, bisogna sempre mantenere la concentrazione, bisogna sempre migliorarsi, aggiornarsi, scaricare musica, ascoltare, prendere consigli, cioè in questo lavoro non si finisce mai Se di ci sono imparare. amici che ci stanno guardando da casa, Mary, ricordiamo il numero WhatsApp dalla regia per favore in sovraimpressione, perché è importante anche interagire con noi e fare delle domande anche a Francesco, oppure parlare dell'argomento di oggi, Ecco, che è l'amore rispondere. virtuale. Esatto, rispondete anche voi al nostro sondaggio un po' per farci capire quello che pensa la gente che ci ascolta. Vabbè. Al nostro numerino WhatsApp, sempre il 388. Erotica. E allora, loro sono abituati Erotica, a sentirmi in un erotica. certo modo. 8292 885. Mi raccomando, scrivete in tantissimi. La domanda di oggi è: L'amore virtuale, c'è, me la fai comparire la domanda di oggi se c'è, per favore? l'amore virtuale. L'amore virtuale, c'è, magari ci sono coppie che nascono tramite chat, ne parleremo tra un po' perché sentirete il gong del ring e qui si scatenerà l'inferno. Una domanda invece per Francesco, tu e lui? Allora, io la domanda che voglio fare, essendo comunque nell'ambito della musica da tantissimo tempo, io pensi, perché io vedo che vengono prodotte e magari delle volte hanno successo delle canzoni Guarda che bastarda, non guarda che hanno- bastarda. È vero che Vero, non è. hanno nessun suo perché. Ci vuole la cosiddetta botta, la spintarella per arrivare da qualche parte e tu continuerai. Beh, guarda che bello Francesco, lui con la sua bellezza è continuerai, sempre... credi nel tuo sogno, vuoi arrivare in alto. Sì, allora, più che spintarella, diciamo che ci sono dei progetti per come oggi l'industria della musica che sono studiati. Alcuni sono studiati a tavolino per colpire un determinato tipo di pubblico, quindi per colpire un target. E ci sono dei progetti che sono supportati economicamente in maniera molto forte o come non è la È tutta pedata, una ma... questione di soldi. Se sempre ma è- No, sì, no, sì, no, sì, no, sempre no, no. ragazzi. No, non voglio dire questo, perché ci sono pezzi che fanno successo che sono veramente fatti bene e sono molto belli, però non basta solo il talento, bisogna essere bravi Investimento e anche. bisogna Federico, investire sempre su se stesso. domanda a Francesco, dai, domanda a Francesco. E allora, il momento in cui tu hai avuto più realizzazione del tuo sogno? No, allora, realizzazione del sogno ancora non ci siamo, Ok. assolutamente. Io mi sento proprio all'inizio di un cammino, nonostante è 13 anni che faccio questo lavoro e che produco dal 2012. Però non siamo all'inizio, non c'è. Uno cioè, dei più felici tra i uno dei due. momenti più felici sicuramente è stato quando ho messo piede all'Ushuaia di Ibiza, che è un posto dove ero sempre stato da cliente. E insomma, stare lì sopra sulla console Ti ha reso molto felice. è stato l'anno scorso. E poi un altro momento importante è stato quando siamo riusciti a realizzare con i miei amici il primo festival di musica elettronica da Cireale. La piazza era piena. Per Carnevale? Sì, per Carnevale. La gente si chiama Carnival Beat Festival, quest'anno lo riproporremo. Con il grande Angemi, ricordiamo. L'anno scorso c'era il mio amico Sì. Nini Angeli, Salutiamo Ninni. che saluto. Siete Questi sono cresciuti stati insieme. momenti, sì. Questi sono stati i momenti più importanti. Poi ce ne sono stati tanti. Sta ritornando la musica dance. Sì, diciamo In la un musica certo dance non se senso n'è mai sì. andata. Sta ritornando secondo me la musica house, che è una Un musica... po' più dancereggia. Che dici, però, la facciamo forse. fare una prova a Francesco Cacciola mettendo una base un po' con dei beat, dei base quelli radiofonici, no? Perché dicono che i DJ non sono bravi a fare gli speaker, non è vero, perché noi gli diamo 20 secondi, lui facciamo finta che è in radio, vediamo come sa annunciare un pezzo. Andiamo. Sapeva tutto questo? Andiamo Sapeva, ragazzi. era a conoscenza. Primo piano su Francesco Del Cacciola. tipo? No, Lo vabbè, devo mi guardare. metti tu. È non problema. brutalissima sta cosa. Vabbè, facciamo Vabbè, una molto semplice che quest'anno è andata poco. una molto semplice, prepariamo questa. Alessandro, lo so che tu vuoi fare una bastardata. Hai la faccia da bastardo. No, però- no, Che c'è? assolutamente. Prima che mettiamo il pezzo, che c'è? Assolutamente. No, Che guarda, c'è? io la conservo. Ma Ma devo devo fare fare una secondo presentazione me- da discoteca o da radio? No, devi fare una mezza discoteca e mezza alla radio, ma la devi fare alla Rosario di Guarda, Stefano. ieri l'hai presentata. Ieri al Vibonat ti hanno presentato con questa canzone più o meno, quindi vediamo. Devo presentare me o la canzone? Ah, devi presentare. Allora, facciamo finta. stata Primo piano su presentata. Francesco Cacciola, alziamo la musica, vai Francesco. Vorrei chiedere al vento E allora questa notte direttamente da Bella TV, di fermarsi da te quando passo a trovarti. l'uomo dalle mille risorse, l'uomo che Ti risponderò più che degli organi ha una salumeria, Mister Rosario di Stefano. Grazie. Allora, bene.
io dicevo una cosa quando si applaude. Questa è una presentazione alla Rosaria di Stefano. Allora, no, perché c'era, e poi andiamo in pubblicità, c'era, Vai di salumeria. quando dicevo che Francesco Cacciola è l'unico DJ che riesce a suonare pure con i propri genitali, noi andiamo in pubblicità e chi cambia canale è Ciccio Cacciola. Per tutti gli amici che si sono persi la prima parte, oggi come ospite abbiamo Francesco Cacciola, DJ resident, sciupa femmine, anche se lui è felicemente fidanzato. Io lo dico perché gli ospiti che vengono qui quando sono single si capisce subito perché ci provano con me. Lui è Francesco Cacciola, io ti voglio bene, noi ci conosciamo da molti anni, la prima volta che ti ho visto mangiare un Wuster nel cambio dei panini erano le 5 del mattino e io ho detto questo ragazzo fa la strada, era piccolissimo, sto dicendo fesserie? No, 10 anni fa e tutti quanti parlavamo, noi più grandi, io gli dissi questa frase che dico tutt'oggi perché è una delle poche persone con cui a volte mi ci scontro, ma ritengo una delle persone più vere che ci sono nell'ambito nel DJ set catanese, perché lui quando deve mandarti a cagare lo fa in una maniera così plateale, te lo dice, è finita lì e poi ti vuole più bene. Allora Francesco, sei pronto per entrare nel nostro ring perché stasera parliamo di amore virtuale? Tu potrai entrare quando vuoi, stai attento perché questo è il momento. Allora l'SMS, salutando l'amico Anthony Harley che ci sta guardando, ciao Anthony, magari sarai ospite prossimamente a Svola, e scrivete al numero WhatsApp 388 8292 885, tra un po' Mary Milani dopo il ring, dopo il momento del box andrà a leggere, ma è arrivato il momento del gong. Amore virtuale, cosa ne pensate? Comincia Alessandro Cucinotta. Per me, viva l'amore virtuale! Assolutamente no. Ha cominciato. Assolutamente no. Sì. Amore virtuale no. L'amore dei vecchi tempi, proprio come ha detto Rosario ad inizio puntata, sicuramente manca, è una cosa che purtroppo voi uomini avete assolutamente perso. Non siete più uomini, non siete più uomini. No, secondo me c'è sono stata uomini di una volta. un'evoluzione perché la comunicazione si è mutata, mutando ed evolvendosi, è mutata ed Ma sono anche le donne che ci hanno portato a chattare, bravo, bravo, ci sono anche le donne che ci hanno portato a le donne- chattare, no? Allora, è che voi, vi spiego subito, Sì, voi sì. uomini purtroppo siete nati già stanchi, avete voglia di non fare nulla, vi viene comodo e noi ci siamo adattati a questa Aggrediscila, cosa. qua ragazzi, dai, cosa ne Federico, dai. Faccio, Allora, Vive i faccio luoghi subito una comuni, domanda così a bruciapelo, bruciapelo. Come ti contattano le donne? Ci mandano un Allora, piccione. aspetta, Ah, la cazzo di fidanzata, cazzata, c'è tipo cos'è, piccioni. fidanzata, moglie, cos'è che c'hai? Que- Compagna, Vabbè, che vuol dire che bravo. quello compreso, salutiamo anche l'amante, salutiamola. Salutiamo. E fu davanti. così che stasera non può. No, lo non scherzo, tornò a scherzo, casa. però insomma, Aspetta, con le mani, con le mani. Sono cristiana! Aspetta. Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono cristiana! Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una No, madre! ti prego, rifallo! 2019, il balletto, ti prego! Sì, Di Rosario di No. Stefano su Giorgia, vai Rosario! Sono cristiana! È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza e incapaci E dopo di questa... Arriva. quello che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, Altro. 1 e 2, 1, 1, 1 e 2, genitore 1, genitore 2. La domanda. Vi prego, mi piace questa canzone! Sì, ogni volta Federico. Giorgia, sono una donna, sono una madre, Aspetta. sono cristiana. Tanto mi hanno chiesto di mettere questa canzone. No, No, mi hanno chiesto di suonare questa cosa, ma io mi rifiuto, ovviamente. Perché? Perché ancora un Ma po' di Gio- dignità mi è rimasta. ma Ne ho persa Giorgia- tanta, però un Noi po' di l'abbiamo Giorgia persa. Meloni però che si mette, dico, uno che fa un pezzo del genere guadagna 300.000 euro in una settimana. Tu- Non penso proprio. Non- Questi sono remix non sono ufficiali, remix quindi non non si guadagna. ufficiali? Fortunatamente non si guadagna da queste cagate. Grazie Fede. Tu la puoi mettere, ascoltami. Noi diamo spazio anche alle cagate. Grazie Federico, quando vuoi. Ci piacciono le cagate!
Le donne vogliono L'uomo essere corteggiate come una volta? Sì, assolutamente sì, anche perché a causa di questa facilità che voi uomini avete, purtroppo, dico anche purtroppo perché Ma voi, anche noi questi donne- luoghi comuni Vabbè, qua. Generalizzi uomini, troppo. Già non generalizzare. Dico. Dobbiamo fare di tutto un erbo un Vabbè, fascio. vuol dire che generalizzi, ma questa è l'unica donna qua. E tu segui E 4 devo contro farlo. 1. Donne, aiutatemi, scrivete. No, comunque, a parte lo scherzo, è verissimo, si è perso il romanticismo. Io sono del parere che sono sbagliata in quest'epoca. Purtroppo Dov'è il non lo romanticismo so, che si è cercatelo. perso? Voi uomini siete uomini solo per indossare il regadelica, i pantaloni. Questo era un bel pezzo. Questa era questo bella, era- pinzetta. Mi dispiace, ma devo Klezmer. dissentire perché secondo me ti ho detto c'è stata un'evoluzione della comunicazione del rapporto uomo-donna, quindi Uomo-donna? gli uomini non è che non corteggiano più, c'è un'evoluzione del corteggiamento. Ho incontrato oggi una certo. coppia in un centro commerciale che ieri si sono conosciuti, oggi si erano incontrati e possibilmente entro stasera c'è due coppie da battafico. Ti esce qualcosa. E allora? Hai visto cosa porta il parlare anche in un determinato modo? Ok, che comunque tutto prima era ancora più complicato. Però è anche vero che voi uomini adesso ce l'avete facile, non vi basta quella, non vi basta Sì, quella. ma la colpa non vi è basta tua che quella, sei una e ragazza ce seria. l'avete La colpa è di sempre a quelle che ti disposizione. contattano e dicono: Francesco, ti ho vista alla serata, dove posso venirmi ad appartare? A quest'uomo le donne ci vanno sotto casa. È uno dei Ma dirigenti se lui affascinanti. era un uomo Carusa, serio, ascoltami, Ma Ciccio. io sono un uomo serio. Quando tu vai in Lui, discoteca vabbè, e tu suona perché sta Francesco, prendendo- non si può parlare però. Quando vai in aspetta. discoteca e c'è Francesco Cacciola, si paga 10 euro, 2 euro, non vanno alla SEAE, vanno nelle mutande di Ciccio Cacciola. E fu così che non lo chiamò più nessuno dopo questa. No, no, Controlli sia a tutto iosa. Faccio anche quest'altra domanda. Eh. C'è stata mai qualche donna che ti ha detto c'è spazio in console? Sì, diciamo che oggi farsi vedere in console è... No, non per farsi vedere. Ma c'è la ragazza che guarda, non lo può dire. A stare vuoto. Sì, comunque sì, c'è stato, Scherziamo, però No, è c'è vero, stato, è vero, capita. È capitato, ma anche a Rosario penso sia Confermo capitato. che Lo sai, capita, da 21 anni a me le donne non mi hanno mai voluto. Io sono stato in regia, maneggiavo il microfono, quindi non. No, l'importante insomma è che c'è anche solo il contatto perché per capire che la donna. Allora, se la donna- la donna si fa vedere vicino al DJ, non è più amore virtuale. Dai, è cooperativa. Però Multigiocatore. dico c'è questa evoluzione che non c'è più. E la donna che guarda dice magari lo metti questo pezzo, Sì, no? ci sono. C'è subito No, la c'è la richiesta. donna che rompe le balle perché vuole sempre le stesse cose, Fredde Palma. Quello è eccetera. vero, quello è vero, anche io certe certo. volte mi annoio che mettono sempre Anche le quando stesse stai cose, mettendo è vero. house vogliono Se non il c'entra pezzo niente, di- ti dicono vogliono E quello. Dico, la Pandetta. banda, cioè Ma te lo ricordi i tempi del pulcino bio? Sì, mai messo fortunatamente. Scusa, mai... puoi alzare questa. Vabbè ragazzi, non è che facciamo qua. È facciamo difficile dal fondo. Guarda. L'amore virtuale però a volte permette anche a due persone che stanno in due città diverse di conoscersi, di incontrarsi e magari relazionarsi e magari... Ma sempre là vai a finire. Scusami, Sì, a me ma Cioè, quella è è l'unico una- pensiero fisso, è quello, Rosario, ma fammi capire. Cioè, vedi, e poi mi dite che voi Ma perché uomini scusami, se tu sei con un corteggiate- uomo che avete ti la piace... vista Ma perché sempre tu scusa, là. non sei la prima che guardi le foto profilo di un uomo? Possiamo fare vedere la foto di Francesco Cacciola che ha messo su Facebook, per favore? La foto soave, gentilmente. Ecco. Guardate lo sguardo, Allora, lo sguardo dopo dice... Photoshop, No, le no. foto profilo del tipo era meglio che ti guardavo su Facebook e non ti puoi guardavo di rispondere, presenza. Francesco, puoi Ma rispondere? mi C'è- sembra molto... No, non contesto, sto parlando. Questa, secondo sì. me, Stiamo facendo questa, un discorso. secondo Sì. me questa foto ha un profilo spermatozoico. Proprio. Quel Sì. profilo lì. Ora, Proprio. E poi Francesco... non è questa la mia foto del profilo, tra l'altro è una foto che hai qua, ma non è la mia foto del profilo. No, quella che mi hai mandato per metterla è questa. Sì, dai, cioè, Questa, vabbè, allora, dai, quegli occhi. è verosimile, Guardate dai. quegli occhi. Cosa vogliono comunicare ad una donna virtualmente uno codalia? Mi fa in baninuca mutatella? No. La Nutella. Un pigiamino. Basta. Un pigiamino... Basta. Comunque io voglio dirvi solo una cosa, che dopo questo ragazzo stasera a casa io non so come torna dalla sua No, donna. devo andare a lavorare, no a casa. Però... Secondo me questo sguardo dice alla donna lo lasci un like? Scusa, ma se io per esempio a un certo punto, no? È vero, Ah? oggi cercano tutti i like e commenti, verissimo. È vero, questa... Cristiana! Basta! Giorgia! Tutti votiamo Giorgia! Votiamo Giorgia!
Comunque è vero, è tutto basato sui like, tutto photoshoppato semplicemente per un ditino o un commento, questo è verissimo. E tutti, quanti follower, quanti mi piace, ormai si vive di questo. Ma se tu ci fai caso, Dipende anche la carriera che vuoi fare all'interno esatto, del... assolutamente. Io per esempio non vivo di questo, perché comunque... Perché? Parla. Perché noi mettiamo dei contenuti della musica, i radio show, quello che va fatto. Non è che metto foto col petto nudo, perché No, io spezziamo non me lo questo. posso permettere, però non Sono- metto foto. Dai, bravo. Io faccio il tuo dai, tu lo stesso sai. lavoro, stessa identica cosa, però oggi chi non fa, io mi riferisco a chi, qui stiamo facendo un Ma se discorso fai l'influencer, se fai il in fashion generale, blogger, no, ma anche chi non fa se fai il l'influencer. DJ, no. Fa- Anche se ci fa sono le questo. figure di DJ, oggi sono ex tronisti, ex... Vero, Esatto, vero, che non esatto. ce la E quelle fanno. sono quelle Ma non è il botte mio di caso, spintarella. io sono quelle- alto 1,75 m. c'è anche chi fa il DJ e magari era semplicemente ricco di famiglia. Sono Sì. arrivati i messaggi, Dico, Mary, qui lo dico, possiamo lasciamo, Sì, ce n'è uno di... avendo investito qualche milioncino di euro, lì adesso è Sì. nei migliori locali mondiali. Tipo così, va. No, però... Non facciamo i nomi. Leggiamo qualche Però- messaggio. Ne leggiamo solamente due. Leggiamo qualche messaggio, dai. Ciao amici, ciao Rosario, sono Giovanni. Scusate, ho pigiato quello che non dovevo pigiare. Vai tranquilla, vai tranquilla. Come si Niente, riporta? niente, al va suo- bene, Francesca, continuiamo tu nel Ah no, vabbè, eccoci. vai. Sono Giovanni Speciale. Per me l'amore virtuale. Ciao Giovanni, ti voglio bene. Ciao Giovanni. Vedi? Purtroppo è la rovina dei giovani di questa nuova epoca. Ai tempi nostri si stava meglio, l'amore era molto più vissuto perché si ci vedeva faccia a faccia. Noi le rose le regalavamo. Oggi mandiamo le motion, siamo persi. Vi voglio bene da Giovanni Speciale. L'emotion, Bravo. dice ti mando un'emotion, un'amica mia mi fa sì emotion, tenetelo tu. Buonasera Spola, sono Anthony. Saluto il mio amore Paola con un ti amo da morire. Lui manda solo un ti amo. Anthony, mi facci sapere cosa ne pensi. Vabbè, vuol dire che ti amo. Ecco, fateci un po' sapere, dopo leggiamo gli altri. No, leggili ora. Ma perché li dobbiamo Perché leggere li devi ora? Allora non leggere. ci sono insulti, no? No. No, insulti no, sì. Leggi. Allora, abbiamo Brigitte che dice l'amore vissuto realmente vale molto di più rispetto a quello virtuale. Le emozioni te la regala la persona che hai accanto. Brava. Gaetano Nicotra, ti amo. Brava, tu farai carriera. Andiamo avanti, l'ultimo messaggio. Poi abbiamo anche Loriana. Lei dice gli uomini una volta eravate molto meglio rispetto a quelli di oggi. Comunque, è arrivato- Ritornate ad essere romantici. Ti amo per Salvo Lagati. Un saluto anche dalla È figlia. arrivato un messaggio, abbassiamo un attimo la musica, è arrivato un messaggio poco fa dal Vaticano, un messaggio del... non si può dire, e fa, dopo Francesco Cacciola, domenica, se per favore puoi venire all'Angelus. Dove vai? Dove è Ma andato? stai combinando, raga? Ma non si può, veramente. Cioè... Vabbè, comunque, l'amore virtuale, stiamo capendo che... Che c'è? No, niente. L'amore virtuale, stiamo capendo che si può interagire su... Però non avete fatto la domanda quella vera, quella che lui si aspetta. Qual è la domanda? C'è una domanda, c'è un qualcosa dove lui... Voglio sta fare una aspettando. domanda a te. Sì. Tu, essendo un uomo che comunque vive molto sul social, in Ma, quanto hai anche un una tua etero curioso, non pagina, esageriamo. esatto. Sicuramente sono tante le ragazze che ti contattano. Ti è mai successo Di più quelli che delle su Italia. Facebook, aspetta, ti capita un qualcosa, arrivi e... capito? Certo, no, mi è capitato, però te lo racconto dopo la pubblicità. Chi cambia canale verrà contattato dalla finanza, però rimanete là. Bella radio. Ritorniamo con l'ultimo lavoro qui a Sbola per la terza ed ultima parte. Questo è My Body, un pezzo che, come diceva all'inizio, è stato suonato da David Guetta, Merck Cremont, Gianluca Vacchi e prodotto appunto da Francesco Cacciola, che ce l'ho qui. È stato suonato anche prima della partita di Champions, come dicevo all'inizio, quindi per te grande Saluto i miei emozione. amici interisti. Eh. Gli ho portato fortuna all'andata, poi al ritorno. Al ritorno purtroppo. un po' meno. Terza È e andato ultima un po' parte, male. ti lascio nelle mani di Alessandro e Mary. A voi ragazzi. Vai. Dai, parti tu. Parto io. Guarda, ti chiedo, questo pezzo, no? È già ha un beat potente.
secondo me anche molto commerciale da un punto di vista Sì. che è molto orecchiabile. Scusa se intervengo, Quando- ma è capito culturalmente a Catania che hanno la cultura musicale pari a zero? No, E lo devo dico dire- in diretta. E lo sai perché tu questi pezzi li porti a Gallipoli, Ibiza, a Catania tu non lo passi sto pezzo Ma perché non No, devo tutti, dire dai, che non funziona anche a tutti. Catania, dai. non Poi non tutti, è vero, c'è il molta 90% gente- è ignorante musicalmente, 10% va nelle serate come stasera. Salutiamo gli amici della Ex ECS Dogana. Dogana e Levante stasera. Francesco Cacciola, riprendete. Quindi dicevo, questo pezzo sicuramente avrà il suo successo. Io ti auguro che abbia il successo che ti meriti. Ma in quest'era, quanto conta adesso la sponsorizzazione via social, visto che stasera parliamo di social? sicuramente- Quanto conta e soprattutto Beh, social oggi- tu parli su sempre di quale, su quale fronte secondo te ci proietteremo per la musica? Allora, considera una cosa, una volta la musica andava ricercata in un certo modo, anche nella prima parte dove c'era la diffusione di internet, la musica andava ricercata in un certo modo. Oggi invece è un po' diverso, perché oggi quando Spotify, una piattaforma come Spotify è così tanto diffusa, la musica è più alla portata di tutti. Per farti un esempio, una volta andavo ad ascoltare un disco a Malta e a Catania arrivava dopo 6 mesi. Oggi invece non è così, oggi vai in giro, sono stato in Romania qualche giorno fa, sono stato e la musica è sempre uguale dal punto di vista della musica Perché dance. Spotify, diciamo, ha Perché globalizzato oggi tutto, Spotify no? è troppo diffuso, quindi oggi la musica è molto alla portata di tutti. Ciò significa che chiaramente usare queste piattaforme e avere successo in queste piattaforme è fondamentale. Più successo hai su queste piattaforme, più è facile che si sviluppi il successo anche tuo come artista. Ma qual è il successo che speri tu, Francesco? Perché hai mai, Vabbè, sentito io non dire, voglio- hai mai sentito dire devi uscire fuori Catania Sì. dalla Sicilia? Poi voglio Questa dire, realmente non è una cosa vera, perché Non è poi vera, che stiamo se parlando tu appunto di componi Spotify, musica, Spotify ti può se tu portare componi una- musica, non è che uscendo fuori la componi in maniera diversa, magari fuori puoi avere più opportunità, puoi conoscere gente che ti insegna delle cose, che alza il tuo livello, però realmente anche da casa, e Ninni Angemi, che è un mio amico, dimostra che pur producendo musica da Catania riesce poi a girare il mondo con Vero, quello che vero. fa qui. Assolutamente. Poi oggi molta gente è autodidatta, è importante la formazione, studiare, però anche con grazie all'era di internet, con i tutorial, imparando puoi arrivare ad avere una formazione che prima Sì, non potevi assolutamente arrivare sì. ad avere. E io ti faccio una domanda un po' bastardella. Ecco, tanto se no Parlando avete fatto- sempre di musica, se ti dico Carote, Sì, è quello di X Factor. hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai Sì, identificato? perché mi è capitato, ero al lavoro da un amico mio che gli faceva compagnia e sulla home di Facebook è spuntata questa canzone che è una specie di ritmo fatto trap, non lo so com'è, vuole imitare tipo la... È questo, è questo? Cellule eucariote, mica frigoriferi, parliamo Posso dire di una cosa su carote. queste cose? Sei ospite. C'è modo di Mine, diventare famosi, c'è zone. gente che diventa famoso con questi tormentoni, con Io sono Giorgio, eccetera. Diciamo che io ho sempre voluto diventarlo non famoso, ma ho voluto comunicare sempre un'altra Hai cosa. Poi il mio mantenuto obiettivo non è solamente un diventare tuo status, famoso, il mio obiettivo è Francesco. comunicare a più persone possibili quello che voglio fare. Carote le regalo a mio quello che nipote, voglio- diventano Quello che voglio dare, quello che voglio fare musicalmente è comunicarlo a più persone possibili. Questo è Però l'obiettivo. faccio l'ultima domanda e poi lascio la parola a Mary. Ma quanto ti fa incacchiare che magari tu stai lì buttato ore e ore, nottate, giorni sai, messo in conto su questo. un brano, su un singolo che vuoi far uscire, arriva Carote, Io non l'avevo mai sentita. Lui rilancia di zucchina e... Ah, sul fatto di carote Sidonia, chiaramente ti vuole può, dire ti può dare fastidio, però ecco, sempre bisogna vedere il target che tu vuoi prendere, che tu vuoi colpire. Se tu vuoi colpire un pubblico a cui piace carote, ok, se tu vuoi colpire un pubblico e vuoi farti apprezzare come artista, non ti fa seccare perché il trash è sempre esistito nella televisione. Ma io nello ci spettacolo. lavoro col trash. E sempre Io ci esisterà. lavoro col Rosario trash. è una... Meno male che c'è il Cioè, trend. Rosario è calcola È che sempre esistito e sempre esisterà. in Sicilia i miei video vanno Poi fortissimo si su un evolve video. in base alla tecnologia. Io non Ma la ho mai- guerra con la tecnologia non la puoi mai vincere. No, se vedo io Cacciola in trasferimento 2.0, tu lo vedi? No, vedi me. Ma è normale, ma io ho fatto la scelta di lavorare Potresti con il vedermi trash. se un giorno... Dipende, se un giorno ti metti a urlare dal balcone mentre fai gli atti tuoi erotici, sì. E Mary, dai. Il lavoro del DJ
da ieri ad oggi, cambiato sicuramente perché oggi la tecnologia permette a chiunque di fare il DJ, mentre una volta c'erano i tanto amati, non più utilizzati purtroppo vinili. No, ci sono tutto aggiornando che non si Non usano li più. usano, tu è difficile che vai da qualche parte e vedi proprio i dischi, giradischi, vedi arrivare, perché quando ero più piccola andavo a ballare ancora, si usava vedere arrivare il DJ con quel famoso portadischi Che andavano a comprare i grandissimo. dischi. Questo è un Umberto. peccato. Sì, è un peccato. Allora, c'è qualcuno che ancora lo riutilizza perché sta tornando in voga diciamo, riutilizzare il vinile. Vinile, bellissimo Sta sarebbe. tornando in voga questa cosa. Allora, Chi dico una suona, cosa, però? io sono un po' controcorrente su questa cosa, ovvero io sono nato in un'era dove stava finendo il vinile, però non sono nato nell'era del digitale come ora. Oggi Avevamo i chiunque, CD. ma oggi chiunque si mette, perché ci sono tutti questi programmini che permettono a chiunque di dire Oggi vabbè, è più io facile. faccio il DJ, arrivi, magari chi lavora di questo da una vita, Però che ti magari posso prima dire era una più cosa. pagato, oggi invece chiunque lo fa anche per niente, per l'amore di farsi Però guardare. questa cosa, molta gente pensi che, allora, da un lato svaluta un po' il mercato, però da un altro lato, essendo che ci sono troppe figure improvvisate, chi non è improvvisato ha ancora, cioè, come vi posso spiegare? Ha se qualche ci sono- chicca in più. Chi non è improvvisato, chi lo fa con passione, con professionalità, prende ancora, cioè viene molto più apprezzato rispetto a una volta che c'erano pochi, che era un mercato chiuso a pochi. Però è anche vero che oggi il cosiddetto DJ deve fare anche il PR, quindi molte volte non No, viene già sta nemmeno cosa esisteva da sempre, se è vuoi. vero, però Questa non è viene un'altra più cosa che valutata chiaramente- il ciao, l'amore vabbè. per la musica. Vabbè, mi sono rotto le balle, È così. passiamo alle domande, quelle piccanti, dai, è una cosa alziamo, vecchia pure. alziamo il ritmo perché da casa penso che avranno, diciamo, lo Oh, sbolato. volevo rispondere anche su questa cosa. Vabbè, tranquillo, poi rispondi in separata sede, ti prendi il contatto perché... Ci piace. Sono una madre! Sono cristiana! Giorgia! Sono una donna! Domande piccanti, dai. Francesco, la leggenda Narra. che il DJ mentre suona ha una console sotto di sé, ma la console sotto di sé non è una console piccola ma una console grande. Ti è mai capitato che una Ti è mai donna... capitato che la console non fosse totalmente vuota? Sotto, È capitato Ciccio. che- racconta la Un vicenda. Ferragosto è capitata. Racconta la vicenda No, più no, scabrosa no. della disco, dai. No, È ce ne sono una, tanti. è una Dai, leggenda, però potrebbe Racconta, è una cosa Diciamo, che... allora, il DJ comunque è sempre un essere umano, nel senso che se tu sei una persona che ti piace fare porcherie o sei DJ ma tu o non sei molto DJ, angioletto, ti ricordiamo No, che tu no. sei fondatore della No, no, Frates, del Fate Bene Fratello, No, cioè, quando no, figli questo Cagliari no, per i no. peri. A 20 anni anche io Ho avevo visto un una bambino testa un l'altra po'. volta da Cireale in piazza, aveva la tua faccia, ci mancava solo la barba. Voglio dire, però comunque se ti somigliava. Chissà quanti cacciolini ci sono A in 20, giro. a 20 anni chiaramente ti piace più questo Mi metti mondo per favore di la musica perdizione. erotica? La musica quella nostra erotica. Ciccio, vieni qua, alzati. Scusami, guarda la telecamera. Hai un minuto per Aspetta. raccontare con sta musica erotica. Levati le No, mani dalle se no palle. lo faccio, Levati no. le mani che sei messo in barriera che sembri Cancelo sulla punizione. Allora, primo piano, grazie, non ci tagliate per favore. Capisco che non sono bellissimo, però abbiamo Caruso, primo piano di Ciccio Cacciola, mi fa 20 basta. punti share. No, non è vero poi. Questa è la musica romantica, guarda lì, in un minuto devi... Stavo Sai mettendo il che- physique du roll, Lo no? sai che ha tanto tempo. Ah, lo sai che ha tanto tempo che non ci baciamo? Vedi che ti sta Ciccio, per cornificare. Guarda, io te lo dico. guarda il primo piano. In 2 minuti racconta la vicenda più scabrosa che hai visto in discoteca. Alza la musica. Non ce la faccio. Fratello, dai, oh, siamo in diretta, ci stanno guardando. La vicenda più scabrosa che ho visto in discoteca è stato appunto un Ferragosto che una signorina. Signorina, Nonostante stava. nonostante... Dopo Vai. questo ho perso No, la no, dignità per no, sempre. l'avevi già persa quando hai accettato l'invito. Vai avanti Un adesso. Ferragosto ero più Piccolino. ragazzino, una signorina, nonostante stavo lavorando, No. voleva avere un rapporto, ecco, sul momento. Un rapporto sul momento. Poi Ci era, fai sto progetto. era al Moon Beach, c'era anche tu, tra l'altro. Certo, io ci faccio un contratto occasionale, tu ci fai sta progetto invece. Era al Moon Beach, in Ferragosto. Lui, che lo vedete con questa faccia così, che sembra fare il DJ e tutto, però voglio sfatare un mito, alzami la musica, cretina. Io voglio sfatare un mito, che non è perché fanno i DJ, gli speaker o quant'altro non abbiano un'anima, o non siano persone che magari hanno dei sentimenti, ce l'hanno,
soltanto che li perdono quando cominciano e quando finiscono poi li rihanno di nuovo. No, l'occasione fa l'uomo ladro, si dice. E allora andiamo a dare l'ergastolo Francesco Cacciola. Va bene ragazzi, siamo... Brutta cosa, ma Cioè, che mi hai brutta! fatto passare proprio per una... Proprio che brutta cosa, maschi! Ci sono ancora 2019, messaggi? Vabbè, ciao, insimili! alza il volume, Sonny! Abbiamo i messaggini, leggiamo! E volevo salutare tutti. Allora, ragazzi, dai, andiamo un attimino nei messaggi. In console questa sera l'ECS Dogana con Francesco Cacciola direttamente da Ibiza con My Body. Ragazzi, Hai distrutto il mio profilo tutto serio. l'hai quasi distrutto. quasi potrei È venuto fare... anche vestito di nero. Ah, Franci, In 50 minuti. potrei fare lo speaker da discoteca, secondo me. Se mi Ma invento- sei bravino, sei Grazie, grazie. Potresti grazie. provarci. Posso leggere, ragazzi? Vabbè, vuol dire che spiegherò. Abbiamo Paola che dice: non mi posso lamentare perché il mio uomo è per me è perfetto. Mi porta le rose e altro, ma io lo amo qui vicino a me che sente. Vabbè, entra vuol in dire chiamo. che Amox. Poi abbiamo ciao Sbola, sono Nino Scuderi, sposato da 27 anni con la mia adorata Agata. Ma dopo 27 anni non sei più un uomo. Sappilo, Ehi! sei sopravvissuto, fratello. Lui dice: altro che amore virtuale, l'amore vero è quello con il contatto fisico. Bene, cara. Vero Rosario Di Stefano, come si usava una volta. Complimenti per la trasmissione, siete bravissimi. Ci sono Abbasso problemi. l'amore virtuale, viva l'amour da Nino Scuderi. Va bene, E dai, un'altra e poi- basta perché non ho tempo. Buonasera a tutti ragazzi, un abbraccio dal vostro Anthony Harley. Abbasso l'amore virtuale, lo dice la stessa parola. Occhi chini e mano vaganti. PS, i capelli di DJ Fazio. Vive i capelli Vive i di DJ Fazio. Lo amo, Angelo. Allora, sul Cacciola se fa biondo. Ma l'anno scorso mi sono fatto biondo. Ti sei fatto biondo o una bionda? No, biondo, biondo. Uno biondo? Sono fatto biondo perché c'era una scommessa in corso e non pensavo Allora, mai che Ah, Cristiano cos'è la Ronaldo Champions andasse alla League? La puoi Juve. cercare per Sì, favore? qualcosa Ok. Ragazzi, Francesco Cacciola, abbiamo parlato di tutto. Ti sei divertito almeno un po'? Sì, assolutamente, So che sempre. quando uscirai di qua farà così. Stop con la musica. Ma probabilmente ti farò causa, però è un altro discorso. Ce l'hai sta Aspetta, musica? arriva, ce l'hai? arriva, Francesco 2 minuti. Cacciola, nella vita, a parte essere un bravissimo ragazzo, io lo voglio bene, farla partire quando ti dico io, grazie. E come dicevo prima, calcisticamente parlando, lui è juventino e lui Super ha un juventino. sogno. Lui ha un sogno nel cassetto, dopo quello di fare l'amore con la figlia di Eva Engel, cioè Mercedes Engel. Lui ha un sogno, e annuisce pure. Lui ha un sogno, un giorno, non si sa quando, sentire questa musica. Aspetta. Pensando, non succederà nei prossimi 50 anni, però prima o poi magari potrebbe succedere che la sua squadra nel cuore senta questa musica. Succede tra quest'anno e l'anno prossimo. Ah, vabbè. scusi. Sai, non succede però. Mi sa che non succede, non c'è manco la musica. Vabbè, te ne Non metto c'è un'altra. neanche la Vai, vai. musica. No, e se non mette... a me è quella, minchia. Non so, mette un'altra, basta. Io volevo messa la UEFA Champions League. Cosa c'è? Non si sposa con la Juve sta cosa. No? Se la tua squadra del cuore vincesse la Coppa dei Campioni, quale sarebbe la tua reazione? Allora, se perché è venuto Cristiano Ronaldo mi sono fatto biondo, non lo so. Mi tatuo fino alla fine nel petto, non lo so. Allora, Francesco Cacciola giura qui a Svola che se la Juventus vince la Champions League, lui mi bacia in bocca in diretta ad Acireale in piazza, la Juve alza la coppa e noi ci baciamo in diretta. Vabbè, pur di fare vincere dopo 26 anni, quanti lo farei? Abbassa No, la io musica. vorrei una cosa più, Vabbè, più perché che la ti faccio Juve- schifo? No, Ah, più che la Juve vorrei che il Catania tornasse in Serie A. Vabbè, tu sogni, tu sogni. Bravo. Tornasse ai suoi Comunque, livelli. Rosario, tu hai un certo problema con questi baci in bocca. Io te lo dico perché ogni E anche, puntata non so, il Catania, si anche, deve anche la fare Cireale, che è la squadra della mia Allora, città. la Sicilia calcisticamente si deve svegliare. Io non capisco come Vorrei una che società tornasse nei suoi- come il al suo antico Palermo, perché ci splendore. guardano anche gli amici di Ma Palermo. il Palermo che devo stare no, dov'è? no, io lo so, ma poi ci guardano anche, Sto scherzando, gli amici di Ho Palermo. tanti amici di Palermo, tanti amici. Salutiamo gli amici che ci stimano da Palermo, da Trapani, da Agrigento, da Catanzaro, tutte perché non ci vedono tutte Ovunque. il sud Italia. Anche Ci
viva la streaming ci Sicilia. siamo, ragazzi. Calcisticamente parlando dobbiamo ritornare. Grazie Francesco Cacciola, io ti auguro tante cose col tuo ultimo pezzo My Body. Stasera suonerai LCS Dogana più Levante, sono felice per te, ti auguro una carriera prospera perché sei uno dei migliori DJ che abbiamo nella costiera ionica e siciliana, sono veramente felice. Grazie per aver accettato Grazie, l'ospitata. Rosario. Grazie a Federico Fazio, grazie a Mere Milani, grazie a Grazie, Alessandro buonasera. Cucinotta. Grazie a voi. Noi ritorniamo, datemi una camera. Posso dire una cosa semplicemente veloce? Rimanete con noi perché subito dopo Sbola ci sarà un nuovo programmino che partirà proprio da questa sera, quindi rimanete con noi. Volevo dire una cosa importante, però mi sa che l'ho dimenticata. No, prossima settimana Sbola cambia gli orari. Andremo di mercoledì con una puntata speciale con Dario Matrix e Davide Chio. Ci sarà uno speciale. E poi mi raccomando, non dimenticate la cosa importante, non dimenticatela, consigli della regia. E infatti, ciao, saluto. Per oggi voglio chiudere così. Ragazzi, non si può fare, io voglio l'aumento di stipendio, no così no. Perché mi portate Juventini, io sono milanista, Berlusconi ha abbandonato, ragazzi. Ciao a tutti, Sbola torna mercoledì.